Aveva fatto il suo esordio il 10 giugno scorso in occasione della visita di Papa Francesco al Quirinale. Parliamo del giovane corazziere di 27 anni di origini brasiliane nato in Italia. NT sono le sue iniziali. Da 2 anni fa parte del reparto speciale dei Carabinieri, guardie d'onore del Presidente della Repubblica. È il primo corazziere di colore nella storia della nostra Repubblica. Il giovane venne adottato all'età di 1 anno, assieme alla sorellina più grande, da una coppia di siciliani residenti in provincia di Caltanissetta. Fin da ragazzo ha coltivato il sogno di diventare corazziere, contando sulla propria altezza di 1,96 m. Questo requisito lo ha aiutato molto e, come dicevamo, da 2 anni il giovane fa parte del picchetto d'onore, un ruolo che lo ha portato ieri anche ad Agrigento in occasione della visita del Presidente della Repubblica. Quella di NT si può considerare come una bellissima favola realizzata grazie al buon cuore di 2 siciliani.